L'appello alla mobilitazione entra nelle aule universitarie. Nel Dipartimento di Psicologia i manifestanti interrompono la lezione e prendono la parola per invitare gli studenti ad unirsi alla protesta in solidarietà degli equipaggi della Global Sumud Flottiglia bloccati da Israele. Gli universitari contro il genocidio e i crimini israeliani! Il corteo, partito dal Bo, ha attraversato Padova, i dipartimenti universitari, la mensa fino all'assemblea psicologia per preparare i vari presidi in città. Il clou della mobilitazione è previsto per domani con lo sciopero generale perché i manifestanti intendono bloccare l'Interporto. Abbiamo detto in modo chiaro: blocchiamo tutto, andremo a bloccare l'Interporto perché adesso nel mirino è la catena logistica della guerra. Vogliamo bloccare le armi e la complicità del nostro governo con Israele. Ieri sera, non appena si era diffusa la notizia del blocco della flottiglia, la mobilitazione lanciata sui social ha chiamato in piazza centinaia e centinaia di studenti che hanno bloccato l'incrocio della Stanga. Questa invece è stata una giornata di agitazione nelle scuole, occupato il liceo artistico Modigliani e prosegue l'occupazione di molti dipartimenti universitari per chiedere all'Ateneo un'assemblea generale. Vogliamo che la nostra università prenda una posizione seria innanzitutto sul genocidio e che smetta di essere complice rescindendo tutti gli accordi con enti e università israeliane e aziende belliche. Infatti noi abbiamo chiesto all'università un'assemblea d'Ateneo che è appunto uno strumento in cui la governance stessa dell'università partecipa. A Padova, come in altre città d'Italia, cresce la tensione e la mobilitazione sta coinvolgendo non solo le scuole, ma anche i sindacati, con varie sigle di lavoratori che sempre in occasione dello sciopero parteciperanno ad un altro corteo previsto per domani alle 18. È importante perché questo è un momento cruciale, la flottiglia ce l'ha dimostrato, ci ha dato la possibilità di realizzare qual è il potenziale che ha la nostra attivazione dal basso, un'attivazione che sta diventando sempre più di massa, sempre più popolare, che sta mettendo realmente pressione sul governo e sulla sua complicità con Israele. Palestina libera dal fiume fino al mare!